La Comunità Europea ha promosso nel 2000 la Convenzione Europea sul Paesaggio. E la Convenzione Europea sul Paesaggio dice che il paesaggio è il modo in cui i cittadini vedono il proprio intorno, che non ha niente a che vedere con il bel paesaggio. Non è una valutazione estetica, non è una valutazione estetica. E che i valori che il paesaggio rappresenta sono quelli di quella popolazione. Tutte le leggi italiane a difesa del paesaggio dicono che le sovrintendenze usano normalmente per dirti continuamente di no alle tue decisioni, partono invece dal presupposto che i valori sono valori nazionali, cioè come se esistesse un paesaggio nazionale. Cioè non partono dalla differenza del paesaggio della pedemontana, del paesaggio friulano nell'area, no, no, quello non viene considerato un valore assoluto che è nazionale, nel momento stesso in cui il sistema nazione si sta smuovendo. E allora il paesaggio è diventato questo, è il modo in cui i cittadini vivono il loro intorno e progettualmente, dice la Convenzione Europea. Nel 2007, state ben attenti che questo è importantissimo, il Trattato di Lisbona dice che dal 2014, cioè da quest'anno, i finanziamenti non verranno più dati agli Stati-nazione, cioè alle capitali, ma verranno dati a quei paesaggi, a quei territori capaci di autovalutazione e di progettualità. Di autovalutazione e di progettualità. Questo dice quel trattato che abbiamo affermato anche noi. Ciò significa che il paesaggio è quella cosa che costruisci su interessi comuni, d'accordo? Perché ti riconosci nella storia, nelle potenzialità, eccetera, capaci però, interessi comuni capaci di diventare progetto del territorio. E solo così viene finanziato. Se questi territori o questi paesaggi sono metà in Friuli e metà in Slovenia, per la Comunità Europea è un bene, non è un male. È esattamente ciò che si vuole, cioè smottamento dei confini per ricomporre i territori, il land, e in una logica community, non in una logica city, muoversi nella dimensione land, dove land, sapete benissimo, vale per terra come per territorio, ma in fondo è la terra madre, no? Che va ritrovata. Terra madre vuol dire la potenzialità.